Indagini sulla morte del 57enne di Resana stroncato in un cantiere all'aperto a San Martino di Lupari. Il malore lo ha colpito mentre si stava cambiando a fine turno da giorni, non stava bene, aveva fitte alla schiena e sonnolenza, racconta la famiglia. Il ricordo della figlia: papà mi ha insegnato a superare la difficoltà con il sorriso, la moglie è sempre pronto per il prossimo, il dolore del sindaco e degli amici del tractor pooling. I sindacati intanto ricordano l'ordinanza regionale che impone lo stop al lavoro all'aperto dalle 12:30 alle 16, in arrivo intanto 3 giorni di fuoco, rischi elevatissimi. Caso sfratti in via Pisa, la protesta continua, manifestazione del centro sociale Django a ridosso del Consiglio Comunale di Treviso. Giornata da incubo sulla superstrada Pedemontana Veneta, malo lo schianto con la morte di un giovane parroco e di un 16enne animatore. A Montebelluna 2 ore dopo, scontro tra tiri e furgone, un ferito. Nello stadio comunale di Zerobranco, l'addio in queste ore a Giacomo Gobbo, il 19enne morto in sella alla sua moto contro un trattore. 19enne picchiato e minacciato con il coltello per rubargli il monopattino, è caduto nel cuore di Treviso, 3 ventenni fermati dalla polizia, nella banda anche una minorenne. Truffa del falso finanziario a Mogliano Veneto, arrestato dai carabinieri un 35enne, recuperati i gioielli rubati alla vittima 25enne. Macabra scoperta a Cortina nel cantiere della cabinovia Apolonio Socrepers, dove è stato rinvenuto un cappio con un messaggio intimidatorio nei confronti di alcuni membri del personale. Rimosso all'ospedale Cafoncello di Treviso un raro tumore di 20 kg da un paziente di 82 anni, decisivo il lavoro di squadra dei reparti. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, questi dunque i titoli con un'ampia pagina di cronaca, ma noi andiamo subito, l'avete sentito anche nei titoli, a Treviso, perché in questo momento durante il Consiglio Comunale c'è la manifestazione in corso da parte del centro sociale Django. Il caso è quello degli sfratti di via Pisa, vediamo cosa sta succedendo in diretta. Sono entrati da pochi. Non so se mi senti, Nicola. Sì, ti sento, adesso ti sento. Ecco Nicola, sono entrati da pochi minuti qua in comunale, la rabbia non solo degli esponenti Django, ma ci sono anche alcune famiglie, quelle che sono state sfrattate. Adesso avete visto il lancio di alcune monetine per terra, stanno lanciando monete per terra, monete da pochi centesimi, questo perché lo vedete, quello che c'è scritto: svenduti, la città è di chi la vive e non di chi specula. Questo è quanto, guardate, stanno continuando a lanciare le monetine. Qua c'è anche un presidio di forze dell'ordine che sta assistendo, guardate, continuano a lanciare le monete. Io, se riesco, vorrei andare a sentire magari prima Antonella Tocchetto del Partito Democratico. Antonella, scusa, una protesta perché sono arrabbiati, sono stanchi. Qui ci sono anche delle famiglie di quelle sfrattate in via Pisa. Beh, indubbiamente sì, in questo momento qua aveva appena finito di parlare De Checchi dando delle spiegazioni, però secondo me, siccome loro dicono delle proteste serie, non vanno esclusi, ma vanno chiamati al tavolo anche questi ragazzi che si stanno battendo per delle persone che sono in difficoltà, anche se l'assessore De Checchi ha detto che la questione è chiusa perché hanno aiutato tutti. Ecco, è bene che le parti si parlano. Io invito il Comune a chiamare in causa anche i rappresentanti di Django, del centro sociale, perché sono stati comunque coloro che si sono battuti per chi era in difficoltà. Ecco Nicola, sentite le urla qua ancora degli esponenti Django, sono arrabbiati e gli animi si stanno scaldando perché alcuni consiglieri avevano rilanciato le monetine verso di loro, quindi ovviamente questo sta scatenando ancora più la rabbia delle famiglie. Ecco. Daniela, se mi senti, prova ad andare dal sindaco Mario Conte.
Prova ad andare dal sindaco Mario Conte, vediamo se mi sente Daniela. L'audio è aperto? Chiedo la regia. Nicola, hai sentito? Nicola, scusami, hai sentito? Consiglio comunale sospeso, quindi come puoi capire adesso gli animi sono ancora più caldi, il sindaco adesso sta uscendo insieme prova a sentire il sindaco per favore, vediamo se riesce a beccarlo, vai. Prova a sentire il sindaco Daniela, vediamo se mi sente Daniela. Ho il microfono aperto? Chiedo in regia. Sì, eccomi qua. Allora, Daniela, sindaco, prova a sentire il sindaco Mario Conte. No, aspettiamo che finiscano di dire le loro idiozie. Sindaco, c'è la rabbia, secondo lei? La rabbia di alcune famiglie, anche degli esponenti? No, c'è tanta approssimazione, tanta imprecisione, tante falsità, però insomma questo è il ruolo dei centri sociali, poco credibili. Sono rimasti solo loro, nemmeno l'opposizione gli crede più. Avete sentito, Nicola, le parole del sindaco che si sta avvicinando adesso agli esponenti Django. Io mi avvicino, Nicola, insieme al sindaco qua. Il sindaco si è avvicinato, vediamo se parla con loro. Perché si nasconde? A tutelare, andare a svendere la città ai mafiosi. Grazie. In strada, come avete fatto una settimana fa, vergognatevi. Bambini di 4 mesi. Guardate negli occhi le persone che sfrattate, guardatele negli occhi, abbiamo il coraggio di guardare negli occhi. Dovete vergognarvi. Dovete vergognarvi. Nicola, stai sentendo? Sì, stiamo vedendo tutto in diretta. Stanno dicendo che ci sono... Ecco, io continuo a farti vedere e sentire le immagini, il sindaco ovviamente, ecco. Vengono spostati, immagino, all'esterno. Ecco, il sindaco li sta facendo uscire dall'aula del Consiglio Comunale, guarda, li sta accompagnando fuori dalla porta Consiglio attualmente allora facciamo sospeso. così, lo dico anche alla regia. Ti lascio comunque ancora queste immagini. Ci sganciamo un attimo dal Consiglio Comunale, ci torniamo fra poco Daniela. Allora, fra poco torniamo in Consiglio, abbiamo visto insomma la protesta non solo dei centri sociali ma organizzata anche dai centri sociali e che ha interrotto di fatto il Consiglio Comunale. Il sindaco in questo momento li ha fatti uscire. C'è un altro collegamento, ma lo faremo sentire più tardi. Vi faccio vedere intanto delle immagini perché siamo anche a Zero Branco con Nicola Marcato che sta seguendo i funerali di Giacomo Gobbo, il 19enne morto nello schianto con la sua moto contro un trattore, un dolore per l'intera comunità, e in questo momento è in corso l'addio allo stadio comunale. Fra poco ci collegheremo con Zero Branco. Allora facciamo così, andiamo avanti anche con la cronaca e i servizi di oggi perché si torna ovviamente a parlare della morte di Stefano Tonini, il 57enne di Resana, stroncato in un cantiere all'aperto a San Martino di Lupari. Abbiamo dato la notizia proprio in apertura ieri del telegiornale. Indagini ovviamente sulle cause del decesso, malore che lo ha colpito poco dopo la fine del turno. Si stava cambiando quando è stato colto da malore. Racconta la famiglia che da giorni non stava bene, aveva fitte alla schiena e sonnolenza. Intanto c'è ovviamente il lutto in paese e le parole, anche il dolore della famiglia. L'insegnamento più grande è di andare avanti sempre, malgrado le difficoltà, malgrado tutto quanto. L'importante è avere un sorriso e dai che femo. Dai che femo. Ah sì, anche quando organizzava la festa dei trattori ci metteva tanto impegno perché non dormiva la notte. Insomma, si meritava tanto e forse
era troppo buono per stare qua con noi. Strette in un abbraccio a colmare quel vuoto troppo difficile da riempire, Claudia e la figlia Monica non riescono a trattenere le lacrime nel parlare del loro Stefano Tonin, morto tragicamente a 57 anni, 58 il prossimo dicembre, per un malore mentre era a lavoro in un cantiere a San Martino di Lupari, nel Padovano. Il dolore è troppo, i ricordi ora sono l'unica chiave per tenerlo ancora tra loro, in via Palù, a Castelmigno di Resana, nel Trevigiano. E allora ecco che mamma e figlia si mettono a sfogliare quell'album di ricordi preparato con tanto amore da Monica per il 50° compleanno di papà, e subito spunta un sorriso, un tuffo nel passato che ora diventa ossigeno. L'incontro tra Claudia e Stefano alla Sagra di Paese, la passione per moto e trattori, il matrimonio a Venezia nel 1998, proprio l'1 agosto sarebbe stato il loro 28° anniversario, e poi l'immensa gioia dell'arrivo di Monica nel 2005. Ha fatto sempre del bene. Poi l'anno scorso che aveva perso suo papà si era un po' buttato giù, difatti, però ha detto bisogna sempre andare avanti col sorriso, come faceva suo papà. E allora... Proprio quel sorriso che si è spento nel cantiere di via Meucci, Stefano, secondo le prime ricostruzioni, aveva da poco finito di effettuare degli scavi sul manto stradale per conto della ditta Costruzioni Generali Postumia di Castelfranco Veneto. Mentre si stava cambiando per tornare a casa, ha accusato il malore. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari che l'hanno trasportato all'ospedale di Cittadella, dove però il 57enne è deceduto. Lo Spisa, allora, indaga per chiarire se l'orario di lavoro rientri o meno nell'ordinanza regionale firmata negli scorsi giorni dal presidente Alberto Stefani, ordinanza che vieta di lavorare all'aperto proprio nelle ore più calde della giornata. Resta da capire quindi se il caldo torrido sia una delle cause della morte. Ad intervenire sul caso anche ETRA, che smentisce le prime indicazioni secondo cui Tonin fosse impegnato a lavorare per la Multiutility. Il più sentito cordoglio per la morte del lavoratore a San Martino ieri a San Martino di Lupari e la propria vicinanza alla famiglia. Ma ritiene opportuno precisare che quel cantiere è relativo a un'utilizzazione privata e non è gestito da ETRA stessa. La famiglia però parla di uno Stefano diverso dal solito nei 2 giorni precedenti al dramma. Lamentava fitte lancinanti alla schiena. Saranno di nuovo i calcoli, diceva. Poi la pesante stanchezza che lo faceva addormentare ovunque. Tutti segnali che però non l'hanno spinto a rivolgersi a un medico e che non l'hanno fermato dall'andare al lavoro. Una scelta che forse gli avrebbe salvato la vita. Segnali che non fanno pensare a moglie e figlia ad un malore per colpa del caldo. Saranno però ora le indagini a chiarire ogni dubbio. Già, le indagini. Torneremo a Resana fra pochissimo. Apriamo una veloce finestra a Zero Branco, dove stanno parlando gli amici di Giacomo Gobbo. Sentiamo. Oggi ci stringiamo in un forte abbraccio alla tua famiglia, alla tua ragazza e a tutte quelle persone che ti hanno voluto bene. Ti ricorderemo per sempre. Fai buon viaggio. I tuoi compagni di squadra. Il ricordo della... compagni della squadra di calcio, no, lasciamo un attimo con le immagini, vediamo se c'è qualche altro degli amici che fra poco parlerà. Abbiamo visto anche le immagini della maglia del calcio sulla bara. Sentiamo quest'altro amico di Giacomo. O meglio dire maestro, come ti ho sempre chiamato. Quando ti ho conosciuto in un campo da calcio, ormai 7 anni fa, avevo capito chi eri. Una persona speciale. Una di quelle persone che incontri nella vita che non può avere uguali. Sei un amico, un compagno di squadra e soprattutto un fratello, che pensavo mi avrebbe accompagnato e aiutato tutta la vita. Grazie per tutte le serate, gli allenamenti, le partite e le macchinate passate insieme, che saranno per sempre nel mio cuore e le ricorderò sorridendo con felicità. Perché io di te, Giacomo, ho solo ricordi felici, come quando alla fine di ogni allenamento mi spiegavi ciò che avevi studiato quel pomeriggio e lo facevi proprio come un maestro. Io ti ascoltavo sorridendo, incantato dalla tua straordinarietà. Infine i venerdì sera all'angolo, con presenza obbligatoria di tutti, continueranno ad esserci. E come sempre brinderemo con il tuo motto, a questa vita sbagliata, che sbagliata lo è davvero. Grazie master.
Gli applausi allo stadio comunale di Zero Branco per Giacomo Gobbo. Torneremo fra poco a Zero Branco. Ritorniamo a Resana. Abbiamo sentito dunque, ci sono delle indagini in corso. La famiglia però dice stava male da giorni, quella fitta alla schiena, quella sonnolenza strana. La famiglia non crede al malore per il caldo, però i sindacati, e lo vedremo fra poco, portano all'attenzione il problema caldo per il lavoro. In ogni caso ci sono delle indagini dello Spisal ancora in corso e intanto, come abbiamo visto, il dolore, stiamo vedendo il dolore a Zero Branco per Giacomo Gobbo, c'è anche il dolore a Resana per tutti quelli che conoscevano Stefano Tonin. Essere in questi momenti difficili, essere vicini alla famiglia, ma comunque ricordarsi sempre di Stefano perché ha lasciato un segno. E Stefano Tonin l'ha lasciato e come il segno nella comunità di Resana e Castelminio, pilastro fondante da 17 anni della Festa della Poenta, evento noto anche per il tractor pooling, le gare di trattori modificati, vera passione del 57enne di cui era responsabile. Noi lo ricordiamo anche soprattutto come volontario nella sagra della Poenta di Castelminio, volontario e fondatore, promotore, anima direi del gruppo Power Pooling, che praticamente è un gruppo che organizza ogni anno una gara tra trattori, il tractor pooling, che richiama migliaia di persone a Castelminio, quindi a settembre doveva esserci la prossima, speriamo ci sarà la prossima edizione anche per ricordare Stefano, perché Stefano ci teneva tantissimo a questa cosa. Ci eravamo trovati anche settimana scorsa, così ci abbiamo già detto guarda, dobbiamo trovarci a giorni per organizzare, per vedere le varie autorizzazioni, permessi, dove fare, come fare. Lui ci teneva tanto. Un lavoratore instancabile, sempre pronto a tendere la mano al prossimo, così come ce lo descrive chiunque abbia percorso anche solo un piccolo tratto di vita insieme a lui, come nel 2023 quando ci fu l'alluvione in Emilia-Romagna. Stefano non ci pensò due volte, partì subito assieme ad un gruppo di amici per aiutare quelle persone in difficoltà. Era fatto così, metteva gli altri davanti a se stesso. Era impossibile sapere una notizia del genere, ecco. Comunque è un gran trascinatore, mai domo da lavorare. Sarà difficile sostituirlo adesso. Esatto. Racchiusi nel suo capannone in via Palù a Castelminio i suoi oggetti più preziosi, tra cui il suo storico trattore delle gare del tractor pooling, con inciso anche il nome di papà Orazio, mancato lo scorso anno. All'entrata ancora il tavolo dove beveva il caffè con gli amici, quegli stessi amici impressi nelle foto alle pareti. Immagini che parlano di ricordi felici, indelebili, nelle memorie di chi lo ha conosciuto. Lui era sempre pronto. Quando dovevamo organizzare la festa della classe lui era sempre il primo, tu fai, facciamo, era sempre molto disponibile. Abbiamo perso una persona importante per Castelminio. Se la motivazione è quella del caldo, ecco, è una tragedia che deve far pensare. Spiace perché Stefano effettivamente era una persona che viveva nel cuore del paese, attivo in tutte le manifestazioni, soprattutto quelle di carattere popolare, una persona estremamente disponibile. Ecco, sono quelle tragedie appunto che fanno male a un territorio intero, a una comunità. Ancora a Zero Branco, solo per farvi vedere questa immagine e quanta gente c'è allo stadio comunale di Zero Branco per l'addio a Giacomo Gobbo. Continua il ricordo degli amici, davvero tantissime persone che stanno seguendo questo addio al 19enne morto nel tragico schianto con la sua moto contro il trattore. Figlio anche di una dipendente comunale, continua il ricordo dei suoi amici, lo vedete la maglia della squadra di calcio poggiata sulla bara bianca. Restiamo sul tema del caldo, la tragedia di San Martino di Lupari e che colpisce Resana, ovviamente è un tema forte, è un tema di richiamo, di allarme per i lavoratori in questo periodo. La CGIL stima in tutta Italia 1,5 milioni di lavoratori nei prossimi giorni a rischio per le elevatissime temperature, anche perché il picco deve ancora arrivare, quindi la CGIL rinnova l'appello a confermare, a rispettare l'ordinanza regionale del governatore Stefani. L'ondata di calore che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa, nei prossimi 3 giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici in Italia.
A diffondere il dato è stata proprio la CGIL, emerso da un'analisi condotta insieme a Greenpeace Italia. CGIL che dopo la tragedia di San Martino di Lupari, con la morte di Stefano Tonin, stroncato da un malore al termine del suo turno di lavoro all'interno di un cantiere idrico, chiede maggiori tutele per i lavoratori che sono esposti al caldo. Il caldo arriva ogni anno, quindi non possiamo farci trovare non pronti a questa evenienza. E c'è un'ordinanza qui nel Veneto che è uscita proprio pochi giorni fa, impedisce di lavorare dalle 12:30 alle 16 e questo bisogna che venga rispettato da tutte le imprese. Ricordiamo inoltre che c'è la possibilità della cassa integrazione per eccessivo caldo. Quando si toccano i 35 gradi, ma non solo di segnalati, ma anche di percepiti, quindi determinate lavorazioni con determinata umidità, si deve fermare il lavoro. La giornata più dura per chi lavora all'esterno è prevista sabato, dove l'allerta è segnalata in tutte le province d'Italia, ad eccezione di Aosta, Campobasso, L'Aquila e Potenza. Il caldo estremo, dicono i sindacati, non è più un'eccezione, ma una conseguenza della crisi climatica. Purtroppo l'ordinanza fa anche una discussione sui tipi di lavoratori o sull'esclusione del rispetto della stessa legata a dei lavoratori. Non lo fa sui lavoratori, ma lo fa sulla tipologia del lavoro che devono fare. Pertanto, se tu mi escludi tutto il settore della logistica, tutto il settore magari delle opere pubbliche, di conseguenza io che cosa faccio? Creo quella condizione che a quel lavoratore che si trova in quella tipologia di esclusione di tutela lo metto a rischio. Intanto un altro anziano ricoverato nella Marca trevigiana, Vittorio Veneto, un 74enne si è accasciato a terra poco prima delle 16, stava passeggiando sotto il sole a Vittorio Veneto, è stato subito soccorso e portato d'urgenza in ospedale a Conegliano, dove è ricoverato in rianimazione ed è in prognosi riservata. E adesso parliamo della mattinata da incubo sulla superstrada pedemontana veneta, con 2 incidenti. Il più grave, lo abbiamo visto anche nel telegiornale del Veneto, è quello che ha visto perdere la vita nella galleria di Malo un giovane sacerdote e un giovanissimo animatore del Grest. Un veicolo accartocciato su se stesso dopo la terribile e violenta carambola. È la scena straziante che i soccorritori si sono trovati davanti all'interno della Galleria Malo. Nell'abitacolo c'erano Don Francesco Andreoli, 37 anni, responsabile dell'oratorio Don Bosco di Schio, e Alberto Fioretto, 16 anni, animatore del Grest nella stessa struttura. Verso le 9:15 la vettura tampona lievemente un camion presente per un cantiere di manutenzione. Scesi per verificare i danni, i 2 giovani sarebbero poi risaliti a bordo, venendo però a loro volta tamponati da un'altra auto che sopraggiungeva da Bassano. Sbalzati sul lato sinistro hanno urtato contro la spalla dell'uscita di sicurezza numero 7, perdendo la vita praticamente sul colpo. Ferito e ricoverato a Sant'Orso in codice verde l'altro automobilista. Per la comunità salesiana di Schio è una grandissima perdita. Stavano accompagnando i ragazzi del Grest, Gardaland, c'erano 7 pullman e lui li precedeva con una macchina e con questo ragazzo e stavano andando a Gardaland e lì è avvenuto l'incidente e non sappiamo nulla di più, solo che siamo costernati perché Don Francesco qui è una colonna dell'oratorio qui da 8 anni a Schio. E gli vogliamo tutti bene, anche stamattina lui ci ha salutato sempre con il solito sorriso, l'entusiasmo che lo caratterizzava e siamo veramente, non sappiamo cosa dire. Ecco. La pedemontana è rimasta chiusa per quasi 5 ore verso Montecchio, con uscita obbligatoria a Malo. Per i soccorsi sono intervenuti il SUEM e i vigili del fuoco, mentre polizia stradale e polizia locale si sono occupate della viabilità. Il giovane animatore Alberto Fioretto era anche atleta mezzofondista tesserato per l'atletica pedemontana veneta. Don Francesco aveva ospitato proprio nei locali dell'oratorio l'ex portiere della nazionale di calcio Gigi Buffon. Di sé il giovane sacerdote aveva parlato in una recente intervista realizzata per la CEI. La responsabilità sui ragazzi, farsi carico delle loro difficoltà e iniziare davvero a prendere sul serio il loro cammino di vita di fede abbia fatto la differenza. E la seconda esperienza, avere qualcuno che si è preoccupato e si è preso cura di me. E da lì l'idea di diventare animatore per sempre si è trasformata in potrei iniziare a pensare a diventare salesiano. E da lì il cammino si è approfondito ed è diventato posso davvero dare la mia vita nelle mani di Dio per farmi carico della felicità dei ragazzi a cui mi manderà.
E 2 ore dopo il tragico schianto avvenuto sulla superstrada nella galleria tra Malo e Castelgomberto, un secondo incidente sempre lungo la Pedemontana ma in provincia di Treviso tra gli svincoli di Povegliano e Montebelluna con, lo vedete nelle immagini, il terribile incidente, lo scontro tra un furgone e un camion. I pompieri di Montebelluna hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi prestando soccorso al guidatore del furgone ferito e portato in ospedale per gli accertamenti del caso. Quindi davvero una mattinata da dimenticare lungo l'arteria stradale. Noi andiamo velocemente in pubblicità, poi c'è ancora molta cronaca di cui parlare. Di nuovo in diretta il telegiornale di Treviso, prima della cronaca l'economia, perché si è svolto oggi al Ministero delle Imprese del Made in Italy il tavolo tecnico del Mimit per il caso Electrolux per affrontare la definizione dell'atteso piano industriale alternativo a quello presentato dall'azienda svedese lo scorso 11 maggio, quindi 1.700 esuberi su 4.500 a livello nazionale, ma è un tavolo inconcludente secondo la FIOM CGIL di Treviso. Per il segretario generale Manuel Moretto, l'azienda non ha fornito dati sulla redditività dei singoli stabilimenti, avanza richieste a sindacati e al governo, ma non offre un piano industriale serio, rispettoso della posizione espressa il 15 giugno. Quindi al momento resta alta la tensione e saldo lo stato di agitazione dei dipendenti Electrolux, li vediamo in queste immagini, in tutti gli stabilimenti italiani e quindi anche a Susegana. Quindi un primo tavolo definito inconcludente a Roma per il caso Electrolux. Vedremo nei prossimi tavoli a Roma. Di nuovo la cronaca, la truffa del falso finanziere che sbarca a Mogliano Veneto. Stiamo effettuando accertamenti su un'auto intestata a tuo padre. A telefonare ad un giovane 25enne residente a Mogliano, un sedicente finanziere che con questo pretesto chiedeva alla vittima di preparare tutti i monili in oro custoditi in casa, sostenendo che sarebbero stati controllati da un collega. Così poco dopo a casa si è presentato un falso maresciallo della GDF. Convinto della veridicità delle richieste, il ragazzo gli ha consegnato i preziosi. Poco dopo però ha iniziato a nutrire sospetti, notando l'assenza di qualsiasi auto di servizio nelle vicinanze. Resosi conto di essere vittima di una truffa, ha cercato di fermare il falso militare che, dopo essersi divincolato, si è dato alla fuga con il bottino. Fuga durata poco perché il truffatore, un 35enne residente nelle Marche, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato a pochi metri dalla casa della vittima che aveva allertato i carabinieri. L'intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari. Al termine delle formalità di rito, il 35enne è stato trasferito nel carcere di Treviso come disposto dall'autorità giudiziaria. L'Arma dei Carabinieri rinnova l'invito a diffidare di chiunque, qualificandosi come appartenente alle forze dell'ordine o altri enti pubblici, chieda denaro, gioielli o altri beni di valore. In caso di dubbi è fondamentale contattare immediatamente il 112 prima di consegnare qualsiasi bene o consentire l'accesso alla propria abitazione. A Treviso adesso una banda che picchia, minaccia e deruba del monopattino un 19enne straniero. In questa banda, poi fermata dalla polizia, c'è anche una ragazzina di 15 anni. Un'aggressione violenta avvenuta a pochi passi dalla Riviera. Un 19enne del Camerun è stato fermato da 3 giovani che lo hanno picchiato, minacciato, fino a puntargli un coltello al petto. Poi gli hanno rubato il monopattino. Un grave episodio avvenuto il 6 aprile scorso e che ha portato all'arresto di 2 ragazzi italiani ed una loro amica rumena, tutti tra i 19 e i 20 anni, accusati di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi. Nelle scorse ore gli indagati sono comparsi davanti al GIP Marco Biagetti per gli interrogatori di garanzia. I 3 avrebbero ammesso la loro partecipazione ai fatti, spiegando però che avrebbero agito così per vendicare una loro amica che era stata importunata da un gruppo di giovani stranieri di origine africana. Insomma, secondo la loro versione, si sarebbe trattato di una spedizione punitiva, ma la ricostruzione degli inquirenti è
diversa. Al centro ci sarebbe il furto del monopattino del valore di 350 euro e il tentativo della vittima di riprenderselo. Al termine, il giudice delle indagini preliminari ha stabilito 3 misure cautelari. Uno dei ventenni, a cui viene contestata anche la recidiva, è finito ai domiciliari, mentre per gli altri 2 è stato disposto l'obbligo di firma. Nel gruppo fermato ci sarebbe anche una quindicenne, per la quale sta procedendo la Procura dei minori di Venezia. Gli aggressori sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino. Nella vicina Piazza Pola invece sedie trascinate in strada, birilli spostati, schiamazzi nel cuore della notte e non solo, e quindi la protesta di chi ci lavora. Urla, schiamazzi, sedie trascinate e birilli stradali spostati. È quanto accaduto martedì sera in Piazza Pola, nel centro di Treviso, dove un gruppo di minorenni si è ritrovato nell'area esterna di una caffetteria ormai chiusa. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso alcuni ragazzi mentre spostano gli arredi del plateatico, occupando anche parte della carreggiata. Nessuna rissa, ma momenti di forte disordine che hanno costretto il titolare del locale a intervenire. Dopo aver osservato la scena dalle telecamere installate nel bar, l'uomo è tornato sul posto per verificare eventuali danni e rimettere in ordine l'area. Una situazione che, racconta, si ripete troppo spesso e che genera rabbia e frustrazione. Com'è possibile che uno viene a lavorare qua e trova tutto questo disastro, che non è la prima volta? A volte buttano a terra le fioriere, le sedie accatastate, poi le buttano a terra, abbiamo rovinato gli ombrelloni, i tavolini, sedie, sono stato già la seconda volta che li cambio, cioè praticamente non ne posso più. Secondo il gestore, infatti, non si tratta di un episodio isolato. Da tempo gruppi di giovani utilizzano il plateatico come punto di ritrovo nelle ore serali e notturne, fermandosi a bere, fumare e lasciando spesso rifiuti e sporcizia nell'area esterna del locale. Una situazione che continua a creare disagi e preoccupazione tra commercianti e residenti. Hanno degli orari sti ragazzi, perché tornano dalla Piazza dei Signori o dal Duomo, passano di qua, si scatenano come se non avessero visto un domani, fanno di qualsiasi marachelle. È logico che la segnalazione adesso la faccio perché la disperazione è proprio tanta. Sempre a Treviso intanto sono iniziati oggi lungo il Botteniga gli abbattimenti degli alberi considerati pericolanti. Un intervento del Genio Civile dopo la tragedia è costata la vita a Pietro Monici, lo ricorderete, travolto dal pioppo, ma i residenti sono divisi. C'è anche chi denuncia il vero problema, quello degli argini erosi. Motoseghe in azione lungo il Botteniga per abbattere gli alberi considerati a rischio crollo. Un intervento urgente disposto dal Genio Civile a quasi 3 mesi dalla tragedia costata la vita a Pietro Monici, il vigile del fuoco volontario di 38 anni, ucciso da un pioppo precipitato improvvisamente sull'argine mentre stava pescando. Gli alberi individuati come pericolanti sono stati contrassegnati e saranno rimossi nel tratto più critico del corso d'acqua. Un intervento accolto favorevolmente da alcuni residenti che ritengono necessario eliminare le piante a rischio per garantire la sicurezza. Voi siete contenti? Se sono pericolose, sì. Visto il precedente che è successo, meglio. Ma non mancano le polemiche. Bastava sfoltirli un po'. Cosa dice lei? Invece di fare sto disastro. È un peccato, speriamo, sarebbe bellissimo ripiantassero qualcosa. Altri residenti invece criticano tempi e modalità dell'intervento ritenuto tardivo. Se si interveniva nel momento giusto, il signor Pietro sarebbe ancora vivo, l'albero sarebbe ancora in piedi e non ci sarebbe stato quello che sta avvenendo ora, un taglio indiscriminato di alberi anche sani. Questo è il pioppo che ha ucciso Pietro, segnalato dal 2012, è marcio. È ancora qua dal 9 di aprile. Probabilmente forse dovranno fare ancora delle indagini, qualcosa, non lo so, ma dall'altro giorno li hanno segnati tutti. Tutto un tratto, piazza pulita di tutti. Secondo alcuni il problema non riguarda soltanto gli alberi pericolanti, ma soprattutto le condizioni degli argini che in diversi punti mostrano evidenti segni di erosione e cedimento. Cittadini che raccontano di aver segnalato la situazione più volte nel corso degli anni agli enti competenti, senza però ricevere risposte o interventi risolutivi. Qua sta crollando, lì è crollato palesemente,
qui c'erano le radici che tenevano su, io spero facciano qualcosa, ma insomma si vede proprio chiaro che è tutto mangiato qua. Intanto, a pochi metri dall'epigrafe che lo ricorda, già c'è ancora il tronco del pioppo che il 4 aprile scorso costò la vita al vigile del fuoco volontario, silenziosa testimonianza di una tragedia che la città non ha dimenticato. Restiamo a Treviso, torniamo da Daniela Sizia e Nicoletta Rizzetto che ci hanno raccontato proprio in apertura del telegiornale l'altissima tensione al Consiglio Comunale, l'irruzione di Django, ma non solo, anche le famiglie sfrattate in via Pisa, il lancio di monetine, la sospensione della seduta del Consiglio Comunale con il sindaco di Treviso che ha invitato le persone a uscire. Allora vorrei capire, Daniela, se è ripreso il Consiglio Comunale nel frattempo? Sì Nicola, sono ripresi i lavori del Consiglio Comunale, sono stati fatti uscire sia gli esponenti di Django sia le famiglie. Io sono qui con una famiglia che è ancora dentro in uno degli appartamenti di via Pisa, ma che ovviamente subito dopo le ferie tra agosto e settembre dovrà lasciare la casa. Loro non hanno mai voluto parlare, però sono riuscita insomma a convincerlo perché lui ci diceva non vuole essere inquadrato, però ci diceva i miei figli sono terrorizzati perché hanno già visto le forze dell'ordine, hanno già visto far uscire le altre famiglie dalle case. Sì, come avevamo detto prima, hanno visto gente che li hanno sfrattati fuori con forza, li hanno aggrediti anche, addirittura qualcuno ha preso anche qualche bella bastonata da parte loro. È brutto perché i bambini miei come degli altri praticamente mi chiederanno quasi tutti i giorni come mai, perché è successo, dove è il problema e quant'è che tocca a noi. Praticamente non è bello per un bambino di 6 anni, di 8 o di 11 per dire vedere una scena del genere, è proprio una roba terrorizzante. Ci dicevi, noi potremo andare 1 o 2 settimane forse al massimo in albergo, poi saremo per strada. Sì, anche un mese, però è quello il massimo che possiamo fare, perché l'albergo non è che te la trovi davanti a casa, la scuola anche potrà essere distante per i bambini. E il problema è i lavori che abbiamo. Domani a ottobre magari ci troviamo in strada come le altre famiglie che non sono riusciti a trovare un appartamento perché i prezzi sono altissimi degli affitti, non ti danno un appartamento in affitto alle famiglie numerose, è difficile trovare, anche se abbiamo chiesto dappertutto e purtroppo nessuno ne vuole sapere. Dunque sentito Nicola parole insomma anche disperate perché questo ragazzo ha 3 figli e purtroppo fra pochi mesi sarà anche lui fuori, saranno le ultime famiglie che verranno sfrattate, poi l'intera palazzina sarà stata evacuata, quindi questa è la situazione. Loro sono rimasti qua ancora qualche minuto, non possono ovviamente rientrare, il Consiglio Comunale intanto è ripreso e questa è la situazione, insomma Nicola, un clima davvero incandescente. Da Treviso Nicola è tutta, io ti restituisco la linea. Grazie Daniela Sizia. Intanto parliamo di sanità, poi faremo l'ultimo collegamento da Zero Branco. C'è stato un intervento record all'ospedale Cafoncello. Ha sportato al Cafoncello un liposarcoma che nel caso del paziente, un 82enne, era arrivato ad occupare oltre metà della cavità addominale. L'estensione della malattia ha reso necessario un intervento radicale particolarmente delicato. Si tratta di una patologia piuttosto rara, circa 30-60 diagnosi annue sul territorio nazionale. In genere hanno una diagnosi spesso tardiva, quindi sono masse di voluminose dimensioni e questo è il caso del paziente che abbiamo operato. Quindi la complessità è legata alla necessità di asportare più organi senza toccare il tumore, quindi quella che tecnicamente si chiama chirurgia di compatto. E quindi la difficoltà è legata alle dimensioni, ai rapporti che queste masse hanno con i vasi e nel caso specifico era un tumore che invadeva anche la parte più bassa, quella che si chiama pelvi, e quindi ha avuto anche delle implicazioni maggiori rispetto al solito anche per l'aspetto della gestione urologica.
Questo ha garantito al paziente una qualità di vita assolutamente migliore. Un intervento chirurgico complesso durato alcune ore che è stato possibile grazie a diverse equip specialistiche, la chirurgia generale 1, l'urologia e l'anestesia e rianimazione. Interventi di questo tipo rappresentano una delle massime espressioni della chirurgia oncologica complessa e possono essere affrontati con successo soltanto attraverso un autentico lavoro di squadra, sottolinea il dottor Massani. Il trattamento richiede competenze altamente specialistiche e un approccio multidisciplinare, caratteristiche che hanno reso negli anni il polo ospedaliero trevigiano un punto di riferimento per pazienti provenienti anche da fuori provincia e regione. Ad esprimere i propri complimenti per il risultato il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Prima di andare a Belluno un ultimo flash da Zero Branco con le immagini di Nicola Marcato che ci sta raccontando l'addio a Giacomo Gobbo. I canti per Giacomo Gobbo. Prima abbiamo visto e sentito anche le parole dei suoi amici, degli amici di Giacomo, che hanno ricordato questo ragazzo di 19 anni che purtroppo ha perso la vita nel tragico incidente. Noi adesso andiamo nel bellunese. Partiamo dalla macabra scoperta questa mattina nel cantiere della cabinovia Polonio Socrepes. Siamo a Cortina d'Ampezzo, è stato rinvenuto un cappio con un messaggio di minacce veramente proprie di morte nei confronti di alcuni membri del personale. Indagini in corso. Un cappio realizzato con l'utilizzo di una corda di arrampicata con appeso un messaggio fortemente intimidatorio. È quanto è stato rinvenuto nelle scorse ore nel cantiere di valle della cabinovia Polonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo dai tecnici della società Infrastrutture Milano Cortina. Equipaggiamento riservato per il macchinista e per il caposervizio, si legge nel foglio scritto a mano con l'evidente quanto spiacevole riferimento alla corda pendente dal soffitto. Allertate immediatamente le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per l'individuazione dei responsabili, mentre la società commenta il gesto giudicato vergognoso ed incivile, affermando che nessuna minaccia fermerà la conclusione dell'opera, inizialmente prevista entro l'avvio dei Giochi Olimpici del 26 e attualmente oggetto di indagine della Procura di Belluno, con 4 persone iscritte al registro degli indagati, con l'auspicio che le autorità competenti possano giungere al più presto a dare nomi e volti agli autori del gesto, oltre che manifestando la solidarietà ai lavoratori impiegati nel cantiere. Se il gesto sia stato compiuto da qualcuno del personale interno o da qualche altro soggetto infiltrato dall'esterno, sarà compito degli investigatori stabilirlo. Domani la festa per la fondazione, i 252 anni della fondazione della Guardia di Finanza, al comando provinciale di Belluno, il bilancio dell'attività di controllo. Oltre 3.000 interventi e 750 indagini nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2025 e il 31 maggio 2026. Il bilancio di attività delle Fiamme Gialle della provincia di Belluno nell'ambito della lotta ai reati di natura economica e finanziaria fotografa una realtà non allarmante sotto il profilo delle infiltrazioni della criminalità organizzata, seppure numerosi siano i casi di illeciti e le irregolarità denunciate. È stato un impegno veramente intenso
processo che ci ha coinvolto in tutti i settori. Possiamo dire di essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, perché sono stati individuati quasi 70 milioni di euro di base imponibile sottratta a tassazione ai fini delle imposte dirette, 5 milioni di euro di IVA evasa, frodi al PNR per circa 3 milioni di euro, danni erariali per 2 milioni di euro. A fare da padrone il cosiddetto transfer pricing, tecnica di elusione fiscale che porta le multinazionali a muovere capitali verso paesi con tassazioni inferiori per massimizzare i profitti. 70 milioni di euro l'imponibile contestato nel bellunese ad aziende operanti nell'occhialeria e nel settore del freddo. Numerosi i soggetti sconosciuti al fisco, cioè privi di qualsiasi rendicontazione economica, 35 in particolare nei settori di edilizia, commercio e ristorazione. 81 i lavoratori in nero o irregolari, quasi tutti provenienti da paesi dell'est. Nel mirino dei finanzieri anche unioni montane e una partecipata di un ente comunale responsabile assieme ad altri soggetti, in totale 24, di frodi in ambito PNRR per un totale di 11 milioni e 500.000 euro di frodi legate a fondi provenienti dall'Unione Europea. Ma il 2026 è stato prima di tutto l'anno delle Olimpiadi, che ha visto gli agenti impegnati in oltre 300 controlli antimafia e 9 accessi ai cantieri legati ai giochi. Con circa 170 uomini tra i nostri militari e il contingente aggregato siamo riusciti a governare un evento senza precedenti e così importante per il territorio bellunese. C'è poi l'attività di soccorso alpino, che ha visto il SAGF impegnato in 314 interventi per un totale di 323 persone soccorse e 33 salme recuperate. E poi di nuovo il caso Dal Pont, l'assessore e con la vicenda del figlio coinvolto nel pestaggio del cittadino egiziano, una polemica che è riemersa in questi giorni dopo le parole del presidente di ANCI Veneto Mario Conte a Ring. Le colpe dei figli non devono ricadere sui padri. A scriverlo era Oscar De Pellegrin, sindaco di Belluno, in una nota diretta agli organi di stampa con la quale comunicava il respingimento della richiesta di dimissioni da parte dell'assessore comunale Marco Dal Pont, presentate dopo la notizia del coinvolgimento del figlio 19enne in un pestaggio di gruppo ai danni di un cittadino egiziano lo scorso 22 marzo. Risponde così il primo cittadino, ricalcando le parole di quel 10 giugno scorso alla nostra richiesta di prendere posizione sulla bufera politica che da settimane vede al centro del ciclone l'assessore Dal Pont, alimentata dalle dichiarazioni di Mario Conte, sindaco di Treviso ma soprattutto presidente di ANCI Veneto, ospite a Ring dal vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino. Per Conte la famiglia Dal Pont, al pari di tutte le altre in cui i figli si rendono responsabili di reati, dovrebbe essere destinataria di percorsi rieducativi e formativi, poiché le famiglie in primis devono essere responsabilizzate e ancora perché evidentemente è mancato qualcosa nel percorso formativo dei propri figli, ha detto. Dichiarazioni importanti, specialmente considerata la vicinanza politica di Mario Conte con l'amministrazione di centrodestra di cui fa parte Dal Pont, e in città c'è già chi parla di sfiducia degli alleati all'ensemble di Palazzo Rosso. Per De Pellegrin tuttavia le responsabilità sono personali, specialmente per quanto riguarda le condotte dei figli maggiorenni, convinzione condivisa dall'assessore Dal Pont a tal punto da ripresentare per la prima volta pubblicamente, dopo essersi astenuto da rilasciare qualsiasi dichiarazione durante la bufera mediatica, come capofila ad una conferenza stampa proprio sul tema della giustizia riparativa lo scorso 17 giugno. Siamo in chiusura di questo telegiornale, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.